17 su 17. Sulle nuove schede ospedaliere i primi cittadini del Comitato dei Sindaci Mirano Dolo si sono uniti in uno schieramento trasversale ma compatto a difesa degli ospedali di Dolo, Mirano e Noale. Contrari, hanno detto, a tagli in un territorio che patisce già uno dei più bassi indici di posti letto per abitante. E il futuro della sanità entra inevitabilmente nel dibattito elettorale dei comuni prossimi al voto amministrativo e dei loro candidati sindaco, a partire da Noale. Cosa è stato fatto in questi 5 anni per il futuro della nostra struttura ospedaliera? Non vogliamo più chiamarla ospedale, possiamo chiamarla in un altro modo, ma deve essere riempita di servizi per i cittadini. Non si può non partecipare alla conferenza dei sindaci, dove i comuni sono i maggiori azionisti, dove si mettono un sacco di soldi dei cittadini e poi dei criminali. È vero, c'è la possibilità di recuperare ancora posizioni e dobbiamo farlo tutti insieme perché la sanità non ha colore politico. Dobbiamo farlo per Noale, per riempire questa struttura importante. Sarebbe un delitto abbandonarla così a se stessa. L'evolversi della situazione è seguito con molta attenzione anche dalla candidata sindaco del centrodestra di Spinea. È ovvio che ci si cercherà di capire come la struttura venga magari non diminuita e quindi con un depotenziamento di quelle che sono le capacità e i servizi, ma magari quello di sfruttare quello che può essere l'aspetto invece della specializzazione, e quindi magari il cittadino sarà più portato ad andare su realtà specializzate e quindi anche più vicino. Spinea, diciamo che siamo fortunati perché logisticamente siamo in una posizione piuttosto baricentrica rispetto, e quindi terremo sotto controllo la situazione e saremo qui per essere garanti dei servizi ai cittadini.